Eccoci qua cari telespettatori, siamo sempre con Pier Giorgio Cararco in studio della SPCGIL di Venezia e collegati con Giuliana Lancisi, SPCGIL Verona. Segretario, l'avevo interrotta, lei mi stava dicendo di una ricerca che avete condotto nei comuni del Veronese, che cosa ne è emerso? Allora, è una ricerca, diciamo, che è stata fatta soprattutto per renderci conto della composizione, diciamo, della popolazione e tenendo conto del fatto che le nascite sono in forte diminuzione, sono pochi i paesi della provincia che possono dire, diciamo, che il numero dei giovani è un numero che sopravvanza gli anziani. Comunque, in questa ricerca, diciamo, la cosa che è risultata evidente è che una cifra variabile tra l'80 e l'84% del reddito, diciamo, delle tasse, del reddito che incamerano i comuni, è composto soprattutto diciamo, da lavoratori dipendenti e pensionati. Se voi pensate che in alcuni comuni i pensionati sopravvanzano i lavoratori attivi, è evidente che il carico fiscale è a totale carico dei lavoratori dipendenti e delle pensionate e dei pensionati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo in Italia io credo, una fortissima evasione fiscale, visto e considerato che è valutata intorno ai 100 miliardi. E poi abbiamo anche un'area produttiva che è costituita dalle imprese, dalle aziende, diciamo, commerciali, dalle aziende artigiane, che sono quelle che poi alla fine pagano meno tasse sul territorio. Beh, insomma, E i servizi, diciamo, ne risentono, perché se pensiamo che alcuni dei servizi vengono resi comunque a pagamento, poi è anche giusto che non tutto sia gratuito ed è giusto che uno diciamo, contribuisca in base al reddito, però è evidente che la forbice tra le tasse pagate dai dipendenti e dai pensionati e dalle pensionate e le tasse pagate invece da società, da aziende, da artigiani, commercianti, liberi professionisti. Guardi che i liberi professionisti sono tartassati, lo sappiamo, con la prestazione di categoria, e vabbè, lasciamo perdere, soccombono nella tasse, quelli onesti naturalmente. Sì. Allora, quelli onesti, perché gli altri? Ma sono tanti adesso gli onesti, perché è difficile anche, bisogna essere anche bravi per evadere, perché si richiede fattura ormai per tutto, sono controlli molto stretti, e poi chi evade del tutto, però insomma diciamo che i lavoratori la strapagano. Allora io vorrei tornare un attimo, dopo le ridò la parola, tornare con Carrel, perché dobbiamo anche completare questa questione. Rivalutazione 2022, abbiamo gennaio e febbraio più 1,6, mentre marzo più 1,7 conguaglio. Cos'è questa differenza? Vediamo anche la slide a questo proposito. Perché l'INPS aveva ha cominciato a ricalcolare le pensioni nel mese di novembre. A novembre l'inflazione era l'1,6 e aveva ipotizzato che l'aumento delle pensioni fosse dell'1,6, quindi l'INPS ha messo in pagamento a gennaio effettivamente l'aumento dell'1,6 e non dell'1,7, e lo farà anche a febbraio, poi a marzo darà gli arretrati considerando l'1,7, quindi questo è un problema che ha creato l'INPS applicando un tasso di inflazione che era un po' inferiore a quello effettivo. L'importante è che poi non richiede i soldi indietro, come è successo in passato. Darà i soldi che deve dare, perché ricalcolerà da gennaio l'1,7 e quindi darà quanto non ha dato a gennaio e febbraio, questo è sicuro. Insomma. Abbiamo la slide successiva, sempre relativa alla rivalutazione del 2022, dati in Veneto, che ci indica che cosa? Pensione media 1.500 euro. Sì, noi i pensionati del Veneto, la media delle pensioni è lorda 1.500 euro. Che netto vuol
vuol dire? Che vuol dire poco più di 1.000 euro, attorno ai 1.000 euro, perché 1.000 euro è la media, sì, quindi, delle dipende pensioni. se ha a carico la moglie, se ha altre condizioni, ma siamo attorno a 1.000-1.050 euro. Quindi insomma, facendo, lei prima aveva detto il calcolo, il massimo sono 35 euro, invece stando sulla media abbiamo più 25,50 euro 25-26 euro, questa è la media di incremento che c'è anche qua. Se andiamo a vedere nelle nostre province del Veneto, la provincia di Venezia, che ha una vecchia storia di lavoro industriale, di occupazione industriale, quindi le pensioni sono un po' più alte rispetto alla media, quindi sono attorno ai 1.550-1.600 euro anziché 1.500 nella provincia di Venezia. C'è qualcosa in più, ma è legata alla condizione, alla storia perché le pensioni che si stanno pagando oggi è il lavoro fatto negli anni trascorsi, quindi certo. Oggi questa situazione di crisi poi invece c'è il sistema misto che quindi certo, non abbiamo più questa Partiamo situazione. adesso una delle novità della legge di stabilità, che è la quota 102, vediamo anche la slide. Quota 102 soltanto per il 2022, quindi non per il 2023 ma solo per quest'anno, giusto? Sì. È un'uscita che viene data. È la possibilità che chi matura entro il 31 dicembre di quest'anno i 64 anni di età e 38 anni di contributi. E devono essere entrambi questi requisiti? Tutti e due i requisiti, quindi non uno dei due, ma tutti e due. Quindi entro compiere gli anni di 64 entro il 31 dicembre. Entro il 31 dicembre. Okay. E poi 38 anni. E avere i 38 anni ha la possibilità di uscire. In effetti questa quota 102 è una riproposizione praticamente della 101, perché della quota 100, nel senso che fino al 31 dicembre dell'anno scorso c'era 38 anni e 62 anni, quindi chi ha maturato il diritto allora entro il 31 dicembre dei 62 anni può andare in pensione in qualsiasi momento se aveva già i 38 anni, quindi l'aumento che è stato dato con questa 102 c'è solo la possibilità di chi non aveva i 38 anni entro l'anno scorso, se li matura quest'anno riesce ad andare in pensione, c'è solo questo, quindi per sapere, perché c'è stato anche chiesto questo discorso qui, questa opzione del 102 che è la quota 100 eccetera, in qualche modo cristallizza una pensione che potrebbe essere più alta, quindi c'è una convenienza oppure no? No, perché quello bisogna vedere. La pensione, sia la quota 100 che la 102 non incidono sulla pensione, cioè né negativamente né positivamente. Il calcolo della pensione viene fatto sulla base dei contributi versati a quel momento in cui si esce in pensione. Quindi se io ho maturato il diritto quota 100 a dicembre scorso, ma vado in pensione il prossimo anno, siccome verso un anno in più di contributi avrò la pensione un po' più alta, ma è legata solo al fatto che verso i contributi in più e che ho un anno in più, e quindi nella parte cosiddetta contributiva c'è un indice di rivalutazione più favorevole. È dovuto solo a questo, non c'è una penalizzazione o una favorevole. Questo è importante, e è importante sapere che chi ha maturato il diritto, quindi aveva a dicembre scorso i 62 anni più i 38, oppure a dicembre prossimo i 64 anni e i 38, quel diritto lo può esercitare quando vuole, gli resta, lo può esercitare anche dopo. Ah, ecco, questo era importante. Sì, lo può esercitare anche dopo. Una volta acquisito quel diritto, lui può uscire anche successivamente, quindi uno arriva a 64 anni, dice io dovrei andare a 68, vado a 66, vado a 65, posso andare in qualsiasi momento quando ho le condizioni per poterci andare. Perfetto. Passiamo invece alla segretaria Lancisi, perché parliamo di opzione donna. Si ripresenta opzione donna, ma ci sono delle novità, ci sono delle cautele a cui bisogna prestare attenzione, non prenderla troppo alla leggera come avete detto voi in passato. Intanto qua vediamo la slide, dal 31 dicembre 2021 cosa succede? Allora, è stata riconfermata per un anno la possibilità di uscire per le donne con opzione donna.
cosa succede? Succede che nel corso degli ultimi 2 mesi del 2021 il governo aveva parlato di una piccola modifica per poter diciamo, consentire comunque alle donne di uscire anticipatamente rispetto alla vecchiaia o addirittura alla pensione anticipata. E la modifica era stata quella di innalzare il requisito di 1 anno almeno, portarlo per le lavoratrici dipendenti a 59 e per invece le autonome a 60. C'è stata naturalmente, sono state le nostre manifestazioni, ma c'è stato anche negli incontri che ci sono stati col governo, le organizzazioni sindacali, la CGIL in particolare, ma tutte le organizzazioni sindacali hanno fatto valere il fatto che questa sarebbe stata un'ulteriore presa in giro per le donne, perché noi non possiamo dire che le donne e i giovani sono quelli che hanno avuto un maggior carico di problemi, che diciamo sono stati penalizzati dalla pandemia e quindi da tutto quello che è successo, e poi cercare di innalzare i requisiti per poter accedere alle pensioni. Allora, per le donne è stato mantenuto il requisito a 58 anni per le dipendenti e 59 per le lavoratrici autonome. Il requisito è quello naturalmente dei 35 anni di contributi, ma c'è un piccolo problema che non si esce con i 58, con i 59. C'è una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 per le lavoratrici autonome, il che significa che il tutto si sposta di 1 anno. Questo c'era già anche in precedenza. L'unica cosa che le donne devono valutare è che tipo di, quanto tempo manca a loro per arrivare alla pensione anticipata. E se accettare o no questa cosa. Io la interrompo un attimo, segretaria, perché questo è importante questa cosa che lei sta per dire. Andiamo in pubblicità rapidissimi, poi torniamo insieme e diamo la parola alla segretaria.